Salve a tutti, sono Antonio Monesi, compiuto 42 anni, residente a Rovigo. Convivo con Valeria Rizzi e con un bellissimo bambino di 4 anni e mezzo. In passato ho già fatto un po' di politica a livello comunale, Gaiba, il paese dove ho vissuto fino al 2008, e ho ricoperto quindi il ruolo di consigliere comunale. Oggi in questo momento mi candido, sono nelle liste di Fare per fermare il declino, la lista fondata da Oscar Giannino e da altri 6 fondatori di caratura internazionale, e sono nel numero 5 nella lista del Senato Veneto. Il Polesine ha bisogno di essere valorizzato, è un territorio che è ricco di eccellenze, a volte sottovalutate, ricco di persone di iniziativa, e quindi se fossi eletto mi adopererei per promuovere il Polesine a Roma, quindi nelle stanze dei bottoni e della politica, per riuscire a valorizzare il territorio che ha bisogno di lavoro, ha bisogno di impresa e ha bisogno di valorizzare anche la tipicità del territorio stesso. Il Paese ha bisogno di ridurre il debito pubblico, le imprese e le persone, i lavoratori hanno bisogno di vedere ridotto il carico fiscale che ruba costantemente tutti i giorni le loro risorse. Le imprese si vedono derubare i loro utili e le persone si vedono derubare parte del loro lavoro. Quindi il Paese ha bisogno di abbattere il debito pubblico, di abbattere il carico fiscale, di abbattere i costi della politica, di abbattere i costi dello Stato nel suo complesso. Queste sono le cose di cui ha bisogno il Paese. Come candidati nelle liste di Fermare il declino abbiamo sottoscritto il codice etico del partito. Questo significa che ci siamo impegnati a portare avanti il programma liberista del partito stesso, ci siamo impegnati a seguire il nostro programma senza poter andare a far parte delle liste di qualche altro partito, senza essere oggetto di campagne acquisti. E ci siamo impegnati anche a non accettare il contributo pubblico che viene appunto dato agli altri partiti. Noi vogliamo e promettiamo di impegnarci per abbattere il peso della politica sui cittadini.